L'introduzione del reato di omicidio stradale non ha prodotto alcun risultato concreto. L'attacco del procuratore di Treviso, mentre la Marca fa i conti con uno dei periodi più bui sul fronte della sicurezza stradale. A Mogliano l'angoscia della famiglia del 38enne trovato morto in laguna. Chiediamo la verità per Stefano, attesa per l'esame autoptico del giovane. Ha messo a segno 2 rapine a mano armata a gennaio e marzo. A Onè di Fonte in manette un 19enne marocchino, ricercati i complici. Ha raggirato un anziano di 91 anni di Treviso portandogli via il bancomat e prelevando 650 euro. Truffatore individuato e denunciato. Alla vigilia del Vinitaly, Oliviero Toscani torna a lanciare stilettate ai veneti e attacca anche il Prosecco. Risoluzione firmata da 2 consiglieri regionali. Le istituzioni pubbliche non collaborino più con lui. Una vostra segnalazione alla redazione di Antenna 3. A Biancade le sponde del Musestre stanno franando. L'amministrazione interverremo subito. Il 2017 anno da record in Veneto per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule, cifre superiori del 34% rispetto all'anno precedente a fronte di un aumento nazionale del 10%. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano parliamo di incidenti stradali con il weekend della sicurezza. Oggi la via in prefettura a Treviso con un convegno tra i relatori anche il procuratore Dalla Costa che lancia un grido d'allarme. Subiamo gli effetti delle poche risorse nella prevenzione in una provincia dove la legge sull'omicidio stradale non sta producendo i risultati sperati. Sentiamo. 8 morti dall'inizio dell'anno, altri 4 a dicembre 2017. Sono drammatici i dati degli ultimi mesi sugli incidenti stradali nella Marca, nuovamente costretta, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di vittime, ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage. In procura è stato istituito un nucleo interforze per monitorare tutti gli incidenti, ma non basta. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato dal capo della Procura di Treviso. Sicuramente l'attività di prevenzione è la cosa più importante e secondo me sull'attività di prevenzione paghiamo una scarsezza di risorse e paghiamo evidentemente perché altrimenti non avremmo nella provincia di Treviso un andamento in controtendenza dell'aumento degli incidenti stradali, soprattutto mortali. La polizia giudiziaria ci mette tutto l'impegno possibile, continua Dalla Costa, ma sicuramente quello che manca sono le risorse in un quadro, quello della provincia di Treviso, dove nemmeno la recente legge sull'omicidio stradale ha prodotto risultati. Evidentemente la legge non ha prodotto, almeno per la provincia di Treviso, il risultato sperato. Entrata in vigore il 25 marzo del 2016, la nuova legge presenta, secondo il procuratore, una serie di problemi d'applicazione, dalle più severe pene accessorie per i reati meno gravi, come la sospensione della patente, alle questioni degli accertamenti delle lesioni collegate ai risarcimenti. Sicuramente leggi come queste che sono fatte su base emergenziale, in momenti eccezionali, insomma, dietro pressioni di soggetti comprensibilmente toccati dalla legislazione, diciamo così, tra virgolette, favorevole nei confronti di chi commette un reato grave come un omicidio stradale, poi bisogna verificarla se effettivamente produce risultati. E proprio la sicurezza stradale sarà al centro del prossimo weekend con una serie di iniziative coordinate dalla Prefettura di Treviso rivolte soprattutto ai giovani, ma non solo. Questa provincia, ahimè, ha una maglietta grigio scura su questo tema. Dobbiamo lottare insieme. Incentivare la cultura della sicurezza sulle strade partendo dai giovani, perché la maggior parte degli incidenti nella Marca, come nel resto del paese, è dovuto a disattenzioni alla guida. Più ancora che il tema dell'eccesso di velocità, più ancora che il tema dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti e dell'alcol, che sono sempre tra le primissime cause. C'è ormai sempre più dilagante il tema della disattenzione dovuta all'uso di smartphone e cellulari.
Questo provoca numeri inaccettabili di morti sulle strade, specie nei nostri ragazzi. La sicurezza stradale è al centro questo weekend di una serie di iniziative che metteranno insieme istituzioni, società civile e privati uniti per la sicurezza, con lezioni teoriche da parte della Polstrada e prove pratiche di guida sicura nel piazzale del Conè a Conegliano. Consentono di far provare anche agli utenti cosa vuol dire guidare e che errori si commettono alla guida, quindi il connubio fra le informazioni e le nozioni delle nostre come sicurezza stradale teoriche con la pratica ha generato sicuramente quello che è un avvenimento, un evento di grande importanza. Non è stata ancora fissata l'autopsia sul corpo di Stefano Carta, il moglianese trovato morto in un canale a Venezia mercoledì mattina, e la famiglia, chiusa nel dolore, chiede chiarezza sulle cause del decesso. Si sofferma più del solito il postino davanti alla palazzina di via Battaglia a Mogliano. Tante le testimonianze scritte di vicinanza al dolore della famiglia Carta per la morte del figlio Stefano, trovato cadavere mercoledì mattina in Rio San Girolamo, in centro storico a Venezia. A secondo piano i genitori sono chiusi in un dolore composto nell'appartamento dove Stefano ha vissuto fino a qualche mese fa. Poi il trasferimento a Mestre, il lavoro all'hotel Palazzo Veneziano delle Zattere, anche se la residenza l'aveva mantenuta qui, dove tornava spesso a trovare gli anziani genitori e il fratello Ennio, l'unico in famiglia ad aver la forza di parlare con i cronisti. Alle telecamere chiede di non essere ripreso perché la morte di un fratello non è spettacolo. Alla giustizia invece chiede chiarezza sulle cause che hanno ucciso Stefano. Felice della vita che stava vivendo, con tanti progetti, Ennio non crede nell'ipotesi di un gesto estremo del fratello. Più probabile è il malore o un movimento brusco che l'ha fatto scivolare in canale, magari battendo la testa sul selciato, perché il 36enne sapeva nuotare bene e forse si sarebbe salvato se fosse stato cosciente. Ma l'ipotesi che tormenta di più la famiglia è l'aggressione a scopo di rapina o uno scippo finito tragicamente. Di certo, sottolinea il fratello, la zona è videosorvegliata e dalle registrazioni si potranno dare tante risposte a questa tragedia al momento senza un perché. Avevano messo a segno almeno 2 rapine a mano armata. In manette è finito uno dei componenti della banda, un 19enne marocchino, ricercati i complici. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba. I carabinieri di Castelfranco hanno arrestato un 19enne marocchino, farebbe parte di una banda che nei mesi scorsi aveva messo a segno almeno 2 rapine a mano armata. Il 10 gennaio il comando aveva preso di mira un centro massaggio a Onè di Fonte gestito da cinesi. Pistola alla mano, aveva fatto irruzione minacciando la commessa. Sì, perché lei paura al lavoro. In quell'occasione aveva raffato poche centinaia di euro, i cellulari, e poi erano fuggiti. Il 2 marzo, altra rapina, questa volta la banda fa irruzione nell'appartamento di una prostituta, sempre cinese. Anche in questo caso, armati, la minacciano e le chiedono i soldi, il bottino sempre di qualche centinaio di euro. In entrambi i casi, la banda, composta da almeno 3-4 persone, ha agito con il volto parzialmente travisato. Una cosa risulta subito certa agli investigatori: i rapinatori sono andati sempre a colpo sicuro. Dopo 3 mesi di indagine, la prima svolta. In manette il 19enne componente della banda. Si tratta di un ragazzo marocchino senza fissa dimora e pregiudicato, arrestato in zona. I carabinieri di Castelfranco ora sono alla ricerca dei complici. Continuano intanto le indagini per accertare se la banda sia responsabile di altri colpi non solo nel Trevigiano ma anche in altre zone del Veneto. Ha raggirato un anziano e gli ha portato via il bancomat facendo più prelievi. È accaduto a Treviso, mentre a Paese è stato arrestato un 34enne napoletano che aveva tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un negozio del centro commerciale La Castellana. Aveva raggirato un anziano di 91 anni residente a Treviso portandogli via il bancomat. Poi, indisturbato con le informazioni carpite all'uomo, aveva effettuato una serie di prelievi della somma di 650 euro. È stato così bloccato e denunciato un cittadino cingalese residente in città. L'uomo dovrà rispondere di furto e indebito utilizzo del bancomat. A Paese, al centro commerciale La Castellana, invece, un napoletano di 34 anni ha provato a mettere a segno una truffa. Si è recato in un negozio ed ha chiesto di acquistare un iPad della Apple e un cellulare Samsung S9 per un valore totale di circa 2.300 euro. Ha chiesto un finanziamento fornendo documenti falsi intestati ad una persona inesistente di Vittorio Veneto. La commessa, però, una volta entrata nel circuito per valutare il finanziamento, si è accorta che il giorno prima il 34enne aveva tentato una truffa analoga nello stesso negozio ma in un'altra città. Ha quindi chiamato i carabinieri. L'uomo è stato arrestato ed in attesa del processo gli è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Treviso con l'immediato allontanamento.
Il caso ora dell'anziana morta dopo essere caduta dalle scale con la carrozzina in una casa di riposo, indagate 2 assistenti. Sono indagate per omicidio colposo le 2 assistenti che dovevano occuparsi della 95enne morta dopo una caduta dalle scale. Da una prima ricostruzione degli investigatori, l'anziana in sedia a rotelle sarebbe stata lasciata davanti alla scalinata nel trasferimento dalla camera a soggiorno che si trovava al piano terra. Forse una delle assistenti si è spostata per dare una mano ad una collega e l'anziana si sarebbe spinta in avanti mettendo le mani sul corrimano. Quindi la rovinosa caduta che le avrebbe provocato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. Trasportata in ospedale, la donna è morta dopo 24 ore di coma. La procura ha disposto anche l'esame autoptico sul corpo della 95enne. Intanto la famiglia ha espresso l'intenzione di rivalersi nei confronti della casa di riposo. Sarebbe bastato, hanno detto i parenti, un cancello sulle scale per evitare la tragedia. I carabinieri del NAS hanno effettuato nelle ore scorse un sopralluogo nella struttura, mentre gli inquirenti hanno ascoltato il personale ed i vertici della casa di riposo. Nuova offerta della sosta a Treviso, parte come da cronoprogramma la prima fase degli interventi del nuovo piano parcheggi che prevede la realizzazione di 380 posti auto gratuiti alle porte della città. La prima fase della nuova offerta della sosta prevede interventi nelle aree di via Lancieri di Novara con 80 posti in più, all'ex Telecom 200 posti e Porta San Tommaso 100 posti. L'inizio dei lavori di sistemazione dei parcheggi nei pressi di via Lancieri di Novara è previsto per i primi di maggio. L'intervento, il cui costo complessivo è di 430.000 euro, prenderà avvio da Campofiori appunto nei primi giorni di maggio. Torniamo a parlare ora del crack delle banche popolari venete. Il tesoretto dei conti dormienti salverà i risparmiatori traditi. Sono in arrivo i decreti attuativi. Sentiamo. Entro fine mese i decreti attuativi della legge che lo scorso dicembre stanziò 100 milioni di euro in 4 anni per le vittime delle truffe delle popolari venete. Lo annunciava il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta e la conferma è attesa a ore. Significa che nei prossimi mesi la totalità di quanto è stato perduto dai risparmiatori sarà rimborsata. Vi aspettiamo alle ore 11 a Villarina, in quanto faremo il punto della situazione e probabilmente ci saranno delle novità proprio domani mattina per i decreti attuativi. Da dove arriveranno i soldi? La legge prevede si attinga al tesoretto dei conti correnti e delle polizze vita dormienti presso banche e assicurazioni. Quei conti, insomma, la cui esistenza è praticamente ignorata dagli eredi di persone decedute. Si parla di decine, centinaia di miliardi che sono disponibili per pagare tutti i risparmiatori traditi, ma probabilmente per risolvere anche altri problemi di questa nostra povera Italia. A stabilire chi sono i risparmiatori ingannati sarà l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, che terrà conto delle scorrettezze commesse agli sportelli e documentate già da diverse procure in tutto il Paese. Nuova bufera su Oliviero Toscani e le sue esternazioni su Prosecco inquinato e veneti ubriaconi. Dopo le rinnovate minacce di querele da parte di consiglieri regionali, oggi ai nostri microfoni il fotografo ha voluto precisare ma anche tornare a provocare. Sentiamo. Vorrei un monumento, vorrei la cittadinanza onoraria veneta. Nemmeno il tempo di lasciarlo le sue fotografie che scoppia un nuovo caso Toscani, complice il Vinitaly e la sua partecipazione come produttore. Così Toscani, che di certo non ha peli sulla lingua, ha attaccato il Prosecco definendolo industriale e quindi inquinato. Apriti cielo, la contraerea mediatica ha risposto ad alzo zero e il fotografo tornato dai Benetton a fabbrica oggi ha tenuto a precisare. Quello industriale sì, che inquina anche il territorio, insomma c'è un problema. Comunque non... solamente quello lì non mi va bene. Ecco. Quello industriale, quello che sapete anche voi, c'è un problema. Toscani precisa su tutto e tutti, compresa la campagna anti-alcol in gravidanza smentita dall'ULSS 2 marca trevigiana. Mi sembra strano perché sono venuti a trovarmi a fabbrica, abbiamo parlato di fare una campagna, allora non so quelli che sono venuti, non so dove erano. Si sono presentati come ULSS 2. Alla fine però il Toscani irriverente emerge sempre, questa volta manco a dirlo, con i vertici della politica nazionale, che domenica cercheranno di trovare una quadra sul prossimo governo proprio al Vinitaly. E qui il fotografo spera in un brindisi tra Salvini e Di Maio. Brindisi con un vino buono, magari neutrale, magari un vino piemontese, visto che ne sono due piemontesi, un
vino romagnolo, non so, un bel lambrusco, no? Brindisi che potrebbero poi allentare le tensioni. Noi ridiamo, no? Sì. Si devono ubriacare per trovare una soluzione, se aiutasse veramente il paese, che si ubriachino, forse diventano meno rigidi, non lo so io, forse può aiutare, se aiutasse lì sarei felice. Un veneto su 7 ha rinunciato alle cure mediche, soprattutto per ragioni economiche, a rilevarlo una ricerca del Censis. Ticket alti, liste d'attesa e poi difficoltà a conciliare gli orari di visita con quelli del lavoro e della famiglia, sottovalutazione dei rischi. Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto quasi 750.000 veneti, il 15% del totale della popolazione, a rinunciare a curarsi. Il dato emerge da un'indagine Censis RBM che ha analizzato le disdette di visite ed esami e le mancate prenotazioni di accertamenti sanitari prescritti dal medico di famiglia nell'anno 2016. In testa alle disdette, oltre il 50%, ragioni economiche che in parecchi casi hanno spinto i cittadini meno abbienti a rinunciare alle cure. Per i costi, così. Costi anche del ticket sono alti ormai, quindi è comprensibile dato il momento un po' difficoltoso che ci siano queste cose. Un fenomeno, quello di rinunciare a curarsi, che gli sportelli del Tribunale del Malato riscontrano da una decina d'anni, da quando la crisi economica ha messo in difficoltà molte famiglie costrette a rinunciare soprattutto al dentista. Sono soprattutto le cure dentistiche che incidono a una certa età oltretutto, perché indubbiamente sono molto costose e non tutti sono in grado di poter sopportare spese di quel genere. Comunque, nel complesso, i trevigiani che abbiamo intervistato si dichiarano soddisfatti dell'assistenza sanitaria ricevuta. Indubbiamente c'è qualche problemino, però tutto sommato credo che noi qua nel nord-est a Treviso, noi anche con la sanità stiamo molto bene, non ci siano più di tanti problemi. Certo ci sono dei tempi di aspettare, ma non sempre su tutto. La mia esperienza è positiva, nel senso che appuntamenti ragionevoli, per cui personalmente non ho motivo per lamentarmene. Ragionevoli, ha voluto dire l'ultima volta 3 mesi, però questo dipende dal fatto che le persone che si curano, che hanno bisogno, sono moltissime, più di una volta, perché l'età della popolazione è aumentata e i miracoli insomma non li fa nessuno. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di trapianti e donazioni di organi. Veneti e trevigiani sempre più generosi, diffusi oggi a Venezia i dati relativi alle donazioni. Sentiamo. Il 2017 è stato un anno da record per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule. I donatori, sia deceduti che viventi, sono stati in Veneto 196. Un numero mai registrato prima, maggiore del 34,2% rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento nazionale del 10,5%. Anche grazie a loro è stato possibile accorciare le liste d'attesa del 4,3%, effettuando in un anno 646 trapianti, il 9,5% in più di un 2016 che a sua volta si era chiuso con cifre molto positive. I dati sono stati diffusi in mattinata dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto e dalla presidente di Aido Flavia Petrin, che ringrazia i cittadini per la loro generosità e invita chi non lo avesse ancora fatto a esprimere il consenso per la donazione degli organi. Se la persona vuole, può esprimere la sua volontà. Con Aido lo può fare, naturalmente se vuole una volontà positiva, lo può fare 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno, perché basta che vada sul sito di Aido Nazionale, stampa la manifestazione di volontà, la compila integralmente e la consegna o a una sede Aido oppure la spedisce in Aido Nazionale. Oggi come oggi, informano dall'Aido, l'80% di coloro ai quali viene chiesto di esprimersi al momento del rilascio della carta d'identità non lo fa perché non ha informato abbastanza. È per questo che il nostro ruolo diventa ancora più importante. Ed ora una segnalazione di voi telespettatori alla nostra redazione, arriva da Biancade, sentiamo. Campane a martello a Biancade per il Musestre.
O almeno per la signora Rosanna Zanon, che vive in questa casa a ridosso del ponte sulla strada principale e che da mesi osserva i continui cedimenti delle rive a causa delle nutrie ma anche dell'indifferenza delle istituzioni. Così la signora Rosanna, dopo l'ennesima microfrana causata dall'acqua del ponte che come si vede ha eroso buona parte della banchina, ha deciso di scriverci questa mail sperando in un sussulto del Consorzio Piave, responsabile della manutenzione del corso d'acqua, e del Comune, responsabile della sicurezza dei cittadini. La nostra telespettatrice, che non ama apparire ma che ci ha portato in un breve tour lungo il fiume, fa notare come i pochi interventi fatti nei decenni scorsi siano stati del tutto inutili, come questa palificazione che non sta impedendo al terreno indebolito dalle tane dei grossi roditori di cedere alla corrente che sta erodendo quotidianamente la riva. Di questo passo, ci racconta preoccupata la signora Zanon, l'acqua arriverà alle fondamenta della mia casa e delle altre lungo il Musestre, e in effetti, a guardar bene, la precarietà delle sponde è più che mai evidente. Così, dopo aver salutato la signora Rosanna Zanon, abbiamo cercato il sindaco di Roncade, che ci ha risposto così alla sollecitazione. Cosa rispondiamo a questa cittadina? Che abbiamo già provveduto naturalmente, e difatti la prossima settimana avranno inizio i lavori che riguarderanno anzitutto questo tipo di intervento richiesto, ma già da tempo sono attive le interlocuzioni con il consorzio di bonifica ente competente, che ha stanziato sull'intero territorio di Roncade 500.000 euro e che verranno impiegati a partire appunto dalla settimana prossima in vari punti del territorio lungo il Musestre. Cosa gli ha detto al presidente Romano per farlo scattare così velocemente? Ma il presidente Romano sa che questa è un'amministrazione, come anche i colleghi naturalmente, molto esigente, che richiede i servizi al cittadino il prima possibile. Insomma, non è servito a battere i pugni sul tavolo a Montebelluna. Diciamo che io ho un tono di voce già di per sé molto alto e sono anche abbastanza energica, per cui non occorre battere i pugni perché lo sono di prassi, ecco. Ed ora l'arte con la singolare donazione fatta dal curatore critico Marco Goldin all'ospedale Cafoncello. Era la stanza in questa torretta di Van Gogh. Lui da qui ha dipinto molti quadri. È diventata una vera e propria lezione su Van Gogh, la consegna al Cafoncello del plastico dell'ospedale francese dove il pittore visse per alcuni anni. Mecenate dell'iniziativa, inevitabile relatore Marco Goldin, che ha voluto fare omaggio all'USL di uno dei pezzi, ovviamente al di là delle opere, più apprezzati dell'esposizione che il curatore trevigiano ha concluso con successo nella Basilica Palladiana di Vicenza. Un plastico curato nei particolari e che sarà sempre ammirabile all'entrata dell'ospedale di Treviso, quasi un'opera tra le opere dell'esposizione vicentina. Racconta uno dei luoghi, anzi secondo me il luogo nel quale Van Gogh ha realizzato le opere più belle nel corso della sua vita per un anno esatto, dal maggio del 1889 al maggio del 1890, quindi è un luogo di cura ma anche di sofferenza, dunque, ma anche un luogo di bellezza, perché questo è stato per Van Gogh. Un plastico donato all'ospedale con un motivo ben preciso. È stato dimostrato da Van Gogh che esiste la malattia, però dalla malattia può anche nascere qualcosa di importante, è un segno anche di umanizzazione, perché le persone che arrivano in ospedale possono guardare questa opera straordinaria e ricordarsi il grande pittore che era Van Gogh. Sono oltre 6 milioni le persone che transitano ogni anno per questo punto del Cafoncello e che ora potranno soffermarsi su questa ricostruzione per ricordare l'artista olandese, ma anche il nostro Gino Rossi. Tante volte mi è capitato di istituire un parallelo, un paragone fra Gino Rossi e Van Gogh, ma non soltanto perché Van Gogh e Gino Rossi sono vissuti in un manicomio, Gino Rossi purtroppo molto più tempo di Van Gogh, ma anche perché per esempio hanno avuto un'attività epistolare molto forte entrambi, bellissime le lettere di Gino Rossi, bellissime, meravigliose, grandi documenti di letteratura quelle di Van Gogh, e poi Gino Rossi certamente ha guardato all'opera di Gauguin e di Van Gogh per fare i suoi primi quadri, soprattutto quelli in Bretagna. Subito dopo il TG torna 20:10, questa sera parleremo di bollette, energia e rifiuti con Stefano Busolin e Franco Zanata, rispettivamente presidenti di Ascotrade e Contarina. Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo con il meteo e le previsioni per le prossime ore. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque condizioni di bel tempo ovunque. Nel dettaglio, sul Veneto nella giornata odierna sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento oscillanti tra 18 e 21 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione a prevalere sarà il sole. Ampio soleggiamento dunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, valori massimi molto gradevoli oscillanti tra 20 e 23 gradi circa. Sarà una splendida giornata di sole anche sul Trentino Alto Adige. Ampiamente soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno su tutti i settori della nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra 19 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.